Grazie di essere qui anche questa sera per un altro incontro del ciclo che immagino sia a molti ormai noto, questo ciclo di conversazioni, lezioni, conversazioni, dialoghi in tema di beni ambientali, paesaggio, difesa del suolo. È il secondo anno che ho intrapreso questa attività, questa forma di azione universitaria della cosiddetta terza missione, con eh, la possibilità di partecipare al momento didattico anche per la comunità. Mi pare una cosa importante che si possa fare didattica a porte aperte con la comunità che può quindi intervenire e partecipare a questi momenti. Ehm, Quest'anno, detto fin da subito, quest'anno ho avuto la grande disponibilità e fortuna di ricevere appunto la collaborazione di giornalisti della trasmissione Report. Ecco, mi pare eh, una cosa importante, un momento importante in quanto eh, si pone un dialogo, c'è l'inizio di un dialogo, se vogliamo, tra accademia e eh, buone inchieste, buoni servizi che si occupano della materia nel caso specifico che io ho il destino e il piacere di insegnare, che è il diritto dell'ambiente. E quindi, se vogliamo, c'è questo rapporto che abbiamo già potuto saggiare tra teoria e prassi, tra teoria ed effettività. Eh, Non mi stanco mai di dire che questo tipo di esperienza si può fare grazie alla partecipazione attiva degli studenti, dei miei studenti, che sono sempre a me molto vicini e che mi stanno aiutando anche per sviluppare questo sito internet che abbiamo chiamato Gruppo Zanzotto. Gruppo Zanzotto, eh, Andrea Zanzotto, poeta e persona di grande spirito e di grande cultura, che amava in particolare l'ambiente veneto, e quindi ci è parso opportuno dedicare a lui uno spazio, diciamo, dedicato al paesaggio, all'ambiente. E questo spazio virtuale po' per volta raccoglierà documentazione giuridico-istituzionale, ma anche documentazione diversa, anche documentazione privata, che riguarda evidentemente la salvaguardia, la valorizzazione del paesaggio e dei beni ambientali in generale. All'interno del sito pensiamo anche di introdurre delle proposte, di riprodurre alcuni documenti, alcuni elementi. Ecco, all'interno del sito vorremmo anche condurre, diciamo, le persone di buona volontà che si occupano di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio. Pensiamo che in realtà ci sia bisogno di un coordinamento, perché le iniziative in fondo sono anche numerose, ma rimangono iniziative un po' scollegate, un po' divise. Ecco, persone che ormai hanno a cuore l'ambiente ci sono, ma rimangono appunto slegate, rimangono lontane. Quindi avvertiamo, e avverto io in particolare, questa esigenza di creare un coordinamento.
ed è un coordinamento che rimarrebbe all'interno poi dell'università, perché comunque questo sito ha l'avallo e dell'Ateneo e del Dipartimento di Scienze Politiche a cui io appartengo. Allora, dicevo della collaborazione con Report e questa sera abbiamo un quarto appuntamento con un giornalista di Report che è Roberto Persia, giornalista professionista del gruppo Report Rai e vorrei dire uno dei nostri, Roberto, perché tanto molto brillante, molto giovane e anche già affermato, ma è laureato in scienze politiche e relazioni internazionali, quindi insomma siamo noi, siete voi. Ecco, non dimentichiamo che questa esperienza didattica è giusto all'interno del Dipartimento di Scienze Politiche e nell'ambito dei corsi di laurea proprio di Scienze Politiche e Relazioni Internazionali, Governo delle amministrazioni, eccetera. Roberto trova nel Marocco, ho letto, una fonte di ispirazione e un ottimo campo di ricerca per portare a termine il suo lavoro di tesi dal titolo Primavera araba e processo di democratizzazione in Marocco. È stato vincitore della 7ª edizione del premio Morrione per il giornalismo investigativo con la videoinchiesta Doppia Ipocrisia ed è stato anche vincitore della 35ª edizione del premio Colomba d'Oro per la pace, premio dedicato ai reporter particolarmente dediti ai temi della pace e del disarmo. Quindi veramente sono grato a Roberto Persia di essere qui con noi e di aver dato la disponibilità. Così come naturalmente sono molto molto grato, lo sottolineo, al collega professor Tommaso Anfodillo che partecipa in particolare a questo incontro, in quanto questo incontro, come presto vedremo, ha ad oggetto il verde in particolare, ecco, ha ad oggetto diciamo il consumo di suolo, ha ad oggetto il verde che è carente, che potrebbe essere migliore, insomma, la questione ambientale dal punto di vista boschivo, forestale. Tommaso Anfodillo, vorrei dire, è un'autorità nel nostro Ateneo, è professore di ecologia presso il Dipartimento del Territorio, Ambiente, Agricoltura e Foreste, ma è presidente del corso di laurea aggregato in tecnologie e scienze forestali e ambientali ed è quello che più mi piace rammentare, direttore del Centro Studi per l'Ambiente Alpino dell'Università di Padova che ha sede a San Vito di Cadore. Ecco, con questa breve premessa, noi ora vedremo eh, il servizio di Roberto Persia, il seme della discordia. Io molto brevemente, veramente in un momento soltanto, vorrei a mia volta sintetizzare. Roberto in modo eccellente sintetizza alla fine il senso del servizio, ma vorrei già indicarvi alcune cose. In particolare questo decreto ministeriale, Ministro dell'Ambiente del 2021, da cui, se vogliamo, nasce una iniziativa di tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano. Grazie a questa attività normativa e amministrativa e normativa del Ministero, dovrebbe essere avviata un'azione che prevede 330 milioni di euro per piantare 6 milioni e 600 mila alberi nelle aree metropolitane. Ecco, però come vedrete dal servizio,
incredibilmente, vorrei sottolineare, incredibilmente non si trovano gli alberi da piantare. Che fine hanno fatto i vivai forestali pubblici? E allora cercheremo di capire che cosa sono questi vivai forestali pubblici e per ovviare a questo allora viene ridimensionato il progetto, l'obiettivo. Si passa a 2 milioni di alberi in meno da piantare, quindi 4.600.000 alberi, per un finanziamento che si abbassa a 210 milioni di euro. Ecco, la cosa curiosa è che comunque anche con questo ridimensionamento dell'obiettivo non bastano gli alberelli o le piante appena nate e quindi si ricorre ai semi. Vengono messi a dimora, vengono messi a terra i semi e non le piante. Su questo punto, come ci fa capire molto bene Roberto, su questo punto è intervenuta la Corte dei Conti attraverso un controllo che si chiama controllo in concomitanza dell'azione amministrativa, cioè finché l'azione si svolge c'è un controllo alla Corte dei Conti. Mette in evidenza, insomma, questa stranezza, insomma, questa cosa che probabilmente non va bene. E allora che cosa accade? Accade che il controllo della Corte dei Conti viene abolito, viene soppresso addirittura con decreto legge. Dico, un atto legislativo di necessità ed urgenza del governo per sopprimere l'attività di controllo della Corte dei Conti in corso d'opera. Questo decreto legge del governo viene tranquillamente convertito in legge numero 74 del 2023. Bene, con questa premessa, allora io direi che grazie a Liliana Sambruni che assieme a tutti gli altri, ma in questo momento è qui lei, mi aiuta, possiamo passare alla proiezione del servizio. C'è un grande prato verde dove nascono speranze che si chiamano ragazzi, quello è il grande prato dell'amore. Il PNRR aveva fissato l'obiettivo di piantare 6,6 milioni di alberi entro il 2024 per combattere la perdita di biodiversità e gli effetti dei cambiamenti climatici. Per valorizzare il verde urbano ed extraurbano, l'Italia aveva ottenuto 330 milioni di euro. Nella sola provincia di Messina, a Castroreale, con meno di 2.500 abitanti, sono arrivati oltre 2 milioni di euro per mettere a dimora 54.000 tra alberi e arbusti caratteristici della macchia mediterranea. Questo è un Quercus ceris, età di 24 mesi, oltre alle piante arboree, quindi sono state messe a dimora anche delle piante arbustive, tra cui anche il lentisco, il corbezzolo. Dietro di lei, proprio là, c'è un escavatore che sta proseguendo i lavori e dietro di noi invece si sente il rumore di un decespugliatore. Sì, naturalmente era una zona in cui esisteva la cosiddetta macchia mediterranea. Con il fondo del PNRR avete provveduto a togliere la macchia mediterranea per poi piantare, appunto, per procedere alla piantumazione delle essenze arboree. Il paradosso è che prima è stata disboscata un'area pari a 75 campi da calcio di macchia mediterranea, poi ripiantata. Ma ci vorranno molti anni prima che l'area torni rigogliosa e verde come prima, e non è detto che tutte le nuove piante riescano a sopravvivere. Siamo intorno al 30% di fallanza. Quando avete avuto l'opportunità di accedere a questo finanziamento e quali erano le scadenze? C'erano dei target da rispettare in quanto è un finanziamento del PNRR e la prima tappa era quella del dicembre 2022. Avevamo 4 mesi di tempo, è chiaro che era un obiettivo irrealizzabile. Quanti ne sono stati piantati ad oggi? Sono stati piantati 21.000 alberi. Siccome non era possibile raggiungere nei tempi gli obiettivi richiesti dall'Europa, hanno deciso di seminare i semi nei vivai. Da chi vi è stato concesso? Ci è stato concesso dal governo. Non era chiaro se
per 1,65 milioni di alberi si intendesse la piantumazione di alberi già adulti nella sede definitiva, o se fosse sufficiente la piantumazione di piantine o di semi addirittura anche in vivaio. A specificarlo ci ha pensato il Ministero dell'Ambiente del governo Draghi il 18 maggio 2022, che comunica alle città metropolitane che per raggiungere l'obiettivo del dicembre 2022 si prevede l'uso di semi finalizzati al rimboschimento. Da dove nasce questo problema di interpretazione? Cioè, tra chi? Il PNRR da questo punto di vista è stato probabilmente volutamente scritto in maniera ambigua, proprio per lasciare dei margini di manovra ai soggetti attuatori in caso di difficoltà o ritardi. Il governo ha equiparato il nocciolo dell'olivo a una pianta. A un albero, esattamente. A un albero. Esattamente. In realtà poi abbiamo visto che la Commissione europea e gli organi di controllo comunitari sono stati abbastanza accondiscendenti con l'interpretazione che è stata data dal governo italiano. Per fare l'albero ci vuole il seme. A Spello c'è la riserva dei semi che ci ha permesso di raggiungere il primo target di dicembre 2022. Umbraflor è l'azienda della regione Umbria con cui a ottobre il Ministero ha firmato una convenzione. Da Genova a Cagliari, passando per Roma, le città metropolitane hanno attinto da qui per rimpinguare i numeri vista la carenza di alberi da piantare. Io faccio parte di Legambiente, in particolare sono quella che si occupa del settore verde, quindi messa a dimora di piante nuove e cura mantenimento di quelle che già ci sono, sia in nostra disposizione che tante volte, ad esempio l'estate, in afffiatura d'emergenza di quelle del comune, che mettono e poi ciao. Ogni quanto da qui partono le piante che poi arrivano dentro le città metropolitane? In questo periodo in particolare, essendo stati messi i primi semi a dimora nel 2022, stanno partendo i primi carichi ormai da qualche settimana. Ieri ad esempio sono partiti 2 carichi di circa 20.000 piantine dirette verso la città metropolitana di Roma. Che tipi di semi sono stati piantati? È tutta vegetazione autoctona, quindi specie arbustive ed arboree del centro Italia, delle regioni centrali d'Italia. I semi delle essenze forestali devono essere messi a dimora con cognizione, cioè può farlo chi conosce la pianta. Un seme costa come un albero. Un seme come fa a costare come un albero? Eppure così è stato contabilizzato, pur di raggiungere l'obiettivo di dicembre 2022. Ma a marzo del 2023 la Corte dei Conti mette in discussione l'interpretazione del Ministero. Nella delibera vengono evidenziate anche molte criticità nella realizzazione dei progetti, come piante secche e altre mai piantate ma rendicontate come tali. Io ho chiesto agli uffici del comune quanti alberi c'erano in città e hanno cominciato a quanti ne abbattevano e quanti ne ripiantavano secondo il regolamento del verde. In quell'occasione due funzionari, di cui posso farti il nome, ma mi dissero perché il sindaco è incavolatissimo perché escono fuori questi dati sul fatto che a Genova c'è poco verde. Quando sei qui con me, questa stanza non ha più pareti, ma alberi. Nel capoluogo ligure quasi il 70% del verde è rappresentato da boschi, che però si trovano fuori dalla città. Quello effettivamente fruibile dai cittadini però ammonta a 6 metri quadri a testa, contro i 23 della media nazionale. Quanti alberi dovevano essere piantati a Genova con i fondi del PNRR? Parlavano di circa 70.000 alberi distribuiti nel comune di Genova ma anche in altri comuni vicini. In città particolarmente non mi risulta che fossero previsti con questo tipo di finanziamenti. Per raggiungere i 30 ettari messi a disposizione da Città Metropolitana, attraversiamo Genova e risaliamo decine di tornanti fino alla discarica di Scarpino. Su queste aree già boscate o che stanno naturalmente evolvendo verso il bosco, sono state messe a dimora 30.000 piante.
A dicembre è avvenuta la fase di piantumazione in situ, transplanting in situ, e quindi a dicembre 2022 30.000 piante in questo sito erano state piantate. Non siete dovuti ricorrere ai semi piantati No. all'interno dei vivai al posto delle piante? No, non abbiamo utilizzato la soluzione dei semi, anche se l'abbiamo sperimentata, ma abbiamo ingrassato i ghiri della zona. Diverse piante si sono seccate dopo la piantumazione. Nel 2023 abbiamo avuto un anno particolarmente siccitoso e particolarmente caldo che ha infierito sulla vita delle piantine. Le piante sono state sostituite, ma bisognerà aspettare la prossima primavera per sapere quante avranno effettivamente attecchito. E non pensare più, puoi respirare. C'è bisogno del controllo una a una per vedere se le piante sono ancora vive o comunque sono... Non solo quello, ma anche per controllare la specie che è viva o morta. Un progetto tutt'altro che semplice da... È difficilissimo. Inverno il sole è stanco a letto, presto se ne va. Uno dei requisiti per accedere ai fondi del PNRR era il minimo di 1 ettaro da dedicare al progetto. Questo requisito ha un obiettivo ecologico. La riforestazione delle aree urbane deve rispondere a dei criteri per poter contrastare in modo efficace l'inquinamento e le temperature determinate dal cambiamento climatico. Ma non tutte le amministrazioni provinciali che hanno avuto accesso ai fondi sono riuscite a trovare spazi dentro la città per piantare alberi e spesso hanno spostato la realizzazione dei progetti fuori porta. Noi progetti PNRR di città metropolitana sulla città di Torino non ne abbiamo. Quello che le posso dire è che la città di Torino è una delle città più verdi del nord Italia. Pure una delle città più inquinate. Sì, non che la pianura padana stia messa tanto meglio di noi. Nell'ultimo anno 7,3 ettari di Torino hanno visto un nuovo consumo di suolo. Avevamo questi alberi che ci venivano finanziati dalla Commissione europea. Non abbiamo perso un'occasione, secondo lei? Le ripeto, io non so se questi terreni di cui lei parla erano terreni pronti, disponibili ad accogliere un tipo di iniziativa come questa. Sicuramente capisce bene che il carico antropico della città di Torino è un po' diverso da quello di Brusasco. Abbiamo qui la fabbrica più grossa d'Occidente, abbiamo anche il padrone col maglione prepotente. Tuttavia, le diverse condizioni antropiche di Brusasco non hanno garantito la riuscita dei progetti di riforestazione. Qui gli alberi continuano a seccarsi. Adesso abbiamo fatto questa camminata perché poi controllare 7.000 piante, sì, parlavamo... diventa impossibile. No, diventa impossibile, però ecco, non posso fare a meno di notare che invece tante sono morte. Sì, quello attualmente è dettato anche dal substrato, qui è un substrato più ghiaioso. Oh, can it be? The voice is calling me. È difficile collaudare i progetti di riforestazione senza avere gli alberi, ma soltanto semi in vivaio. Per questo, sulle modalità con cui vengono usati i soldi del PNRR per la riforestazione, accende un faro la Corte dei Conti. La Corte dei Conti ha evidenziato questa criticità e ha messo in evidenza che probabilmente la Commissione europea avrebbe posto delle criticità. In realtà la Commissione europea possiamo dire che ha chiuso un occhio, di conseguenza il governo che cosa ha fatto? Invece di andare ad intervenire sulle segnalazioni di criticità ha deciso di eliminare il controllore. La cosa clamorosa di questa partita è che per la prima volta c'è uno scontro esplicito tra Corte dei Conti, Parlamento ed Esecutivo. La decisione di eliminare lo scomodo controllore avviene al termine di un vertice ristretto convocato d'urgenza a Palazzo Chigi. Partecipano Fazzolari, Mantovano e Fitto con la Corte dei Conti, a partire dal Presidente Carlino. E lì comincia ad emergere la possibilità concreta che ci sia un emendamento governativo che elimina il controllo concomitante sui lavori del PNRR e la proroga, mi pare, di circa un anno dello scudo erariale per gli amministratori. Avete convocato il Presidente della Corte dei Conti Carlino, cosa vi ha detto? Ci dice Carlino in maniera esplicita
che l'eliminazione del controllo concomitante non soltanto è una lesione dell'autonomia di un organo di rilevanza costituzionale e che questa cosa produrrà un ritardo dei lavori del PNRR. Quanto abbiamo speso fino adesso rispetto ai soldi che ci sono stati dati del PNRR? Abbiamo speso una 50 di miliardi, che sono circa il 26% dei fondi previsti, che è un dato estremamente basso. I magistrati della Corte dei Conti hanno difeso il valore del controllo concomitante e si sono dichiarati contrari alla sua abolizione. Questo strumento permette di monitorare progetti e investimenti finanziati dallo Stato mentre sono in corso, anziché limitarsi a intervenire prima del loro avvio o dopo la conclusione. Il controllo concomitante in che cosa consisteva? È un controllo in corso di esecuzione, però, ripeto, quello è passato. Il controllo concomitante si differenziava dagli altri controlli per la tempestività. Cioè, ti sto addosso, ti stimolo. Negli anni ha funzionato? Certo, le varie amministrazioni lo hanno considerato utilissimo. Ma allora perché il governo ha deciso di eliminarlo? A noi è chiaro il perché, e penso anche a lei. Senza il controllo concomitante, quali sono i rischi che corriamo? Il rischio principale è che eventuali criticità o ritardi non vengano individuati in tempo. Se nel progetto di riforestazione gli alberi sono diventati dei semplici semi, non so davvero cosa possa accadere con gli obiettivi del PNRR da realizzare entro il 2026. Senza il controllo concomitante perdiamo una garanzia fondamentale, la tempestività nella verifica dello stato di avanzamento dei progetti legati al PNRR. Con MapMy3 l'Europa si è dotata di un software per monitorare le piantumazioni che ci dovranno permettere di arrivare a 3 miliardi di alberi nel 2030. E l'Italia? Beh, le dico anche di più, i carabinieri forestali ce l'hanno questo sistema e hanno anche una centrale operativa, hai il chip che ti fa il collegamento satellitare, sembra fantascienza, noi già ce l'abbiamo questo sistema, cioè ci metti un piccolo chip e sai anche quanta anidride carbonica assorbe, sai quanto sta crescendo, il tema è sostenerlo però. Perché se noi lo facessimo, noi avremmo la mappatura indiretta e con un indice di scarto praticamente pari a zero. Ho la netta percezione che la sensibilità ambientale abbia lasciato il posto ad una sensibilità squisitamente, schiettamente solo economica. Planando sopra boschi di braccia tese. In termini di risorse complessive, il 37% dei fondi del PNRR doveva contribuire alla transizione verde e alla mitigazione dei cambiamenti climatici. Ma le cose non stanno andando proprio così. Se nella versione originale del piano parlavamo di 330 milioni di euro, adesso si tratta di 210 milioni di euro. Tutto il progetto doveva concludersi entro il 2024, invece adesso è stata inserita un nuovo target, una nuova scadenza da raggiungere al 2026. Adesso si prevede appunto di mettere a dimora 4,5 milioni di alberi e non più 6,6. Perché abbiamo piantato semi al posto di alberi? Perché non li avevamo gli alberi, perché questo paese per anni non ha avuto delle politiche forestali. Per riforestare l'Italia, dopo la guerra, l'amministrazione statale inventò i vivai forestali pubblici, che fornivano gratuitamente il materiale vivaistico. Il passaggio della materia forestale alle regioni ha successivamente modificato l'assetto dei vivai forestali, per i quali si è assistito all'abbandono. Nel 2019 la loro capacità produttiva totale era di milioni di piantine, ma tra dismissioni e abbandoni è stata notevolmente ridotta. D'improvviso c'è una forte domanda e questi vivai non sono in grado di rispondere. Per questo che si è andati purtroppo in alcune situazioni a piantare dei semi, che è uno scempio, che è una follia. Ma io dico, certo, se per anni non hai fatto nulla, quello c'hai. Le piante di 15-20 centimetri, di 1 metro, se non le hai, non è che le puoi inventare dall'oggi al domani.
Nel nostro paese ci sono una settantina di vivai forestali pubblici, ma molti sono non più produttivi o addirittura del tutto abbandonati. In Abruzzo, ad esempio, si è passato dai 5 vivai del 2016 ai 2 del 2025. Il vivaio forestale Santa Filomena di Chieti è stato abbandonato. Qui venivano selezionati i semi e su questi 5 ettari crescevano i boschi del futuro. Avremmo avuto milioni di piantine da poter immettere in natura immediatamente. Ciò non è stato e quindi ovviamente abbiamo avuto un grosso problema di mettere a terra, è il caso proprio di dire, questi alberi. Ma se oggi li avessimo avuti tutti attivi, questi vivai forestali, con la prospettiva del PNRR? Noi non abbiamo solo il PNR a cui pensare, noi abbiamo la legge, abbiamo il regolamento sulla rinaturalizzazione che ha una prospettiva ultradecennale al 2050, al 2070 e quindi noi sappiamo già che dobbiamo avere a disposizione tante piante da poter ripiantare nelle zone soprattutto di pianura e di collina del nostro paese. Dal 1969 ad oggi la temperatura in Italia è aumentata di quasi 2 gradi. Piantare alberi nelle città è una strategia efficace per contrastare il calore estivo, poiché oltre a offrire ombra e abbassare la temperatura, gli alberi filtrano polveri sottili e assorbono CO2. In un ambiente urbano dominato da cemento e asfalto, che impediscono il raffreddamento naturale, la vegetazione è fondamentale per evitare che le città diventino forni a cielo aperto. Le zone dove ho la maggior concentrazione di palazzi, case e manufatti, ho una temperatura più calda, lo si vede anche dalla tonalità del colore che tende all'arancione e al rosso. Laddove invece anche puntualmente ho delle piante o degli specchi d'acqua, la temperatura è molto minore. Quando un suolo è coperto di cemento e asfalto, quel suolo muore spesso in maniera irreversibile. Basti pensare che in natura, per formarsi uno spessore di pochi decimetri, di pochi centimetri di suolo, ha bisogno di migliaia di anni. Quanto si cementifica in Italia? Ogni secondo che passa nel corso dell'anno più di 2 metri quadrati di suolo vengono persi. Avremmo dovuto già piantare 6,6 milioni di alberi, ma sin da subito sono emerse delle criticità. Non avevamo a disposizione alberi a sufficienza perché abbiamo abbandonato i nostri vivai forestali pubblici, che in questa occasione sarebbero stati la nostra banca per il rimboschimento. E quindi l'obiettivo si è abbassato: 2 milioni di alberi in meno e 210 milioni di euro a disposizione. Intanto, grazie a una magia contabile, negli alberi e negli arbusti messi a dimora abbiamo aggiunto dei semi messi a terra nei vivai. Semi considerati come alberi, ma se poi lo diventeranno è tutto da vedere. Quando la Corte dei Conti ha acceso un faro su questa manovra attraverso il controllo concomitante, il controllo è stato abolito. Il ridimensionamento di questo progetto non è una buona notizia per il clima e la vivibilità dei nostri territori, dal momento che ogni ora che passa cementifichiamo una superficie pari a un campo da calcio. Veramente molto efficace questo servizio, tra l'altro molto ricco, avete visto interviste anche ad autorità, all'attuale vicepresidente della Camera dei Deputati, già ministro dell'Ambiente, e tecnici anche di alto profilo. E quindi una testimonianza o comunque insomma una preziosa cosa che noi possiamo utilizzare. Chiederei a Roberto di fornirci qualche indicazione generale su questa sua esperienza e comunque di commentare questo suo servizio, che per noi è fonte molto importante di conoscenza concreta delle cose. Io stesso non ero, confesso, non ero così avvertito su alcuni aspetti e mi sono andato a documentare. Poi eventualmente cercherò di effettuare a mia volta qualche piccolo commento. A te, Roberto, la parola.
Intanto grazie a tutti e tutte di essere qui e grazie al professor Malo e all'Università di Padova per l'invito che ho accettato davvero di buon grado, quindi insomma grazie. Per tirare le somme un po' di quello che avete visto e di come è proceduta poi la situazione, perché questo servizio è di qualche mese fa, ma come tutti sapete, dal punto di vista ambientale la situazione è drasticamente peggiorata, come praticamente di settimana in settimana, perché il focus un po' di questo servizio, quello che volevamo spiegare è come in situazioni di difficoltà a parità di diritti, quando si parla di diritto ambientale è quello che in qualche modo è sempre costretto alla compressione. Cioè, insomma, di fronte alla riqualificazione di un ambiente molto spesso definito come degradato, sicuramente quel progetto terminerà con nuova deforestazione e sicuramente grandi effetti di cementificazione. Quindi quello che volevamo cercare di evidenziare è come questo diritto, sempre sotto attacco, in questo caso subisse un attacco non esplicito ma implicito. L'attacco implicito era dovuto alla cancellazione, subito dopo l'evidenza della piantumazione di semi rispetto all'alberi, del controllo concomitante. Il controllo concomitante era per noi una garanzia. Era una garanzia perché ad oggi, quello che forse non viene detto, anzi rivedendolo oggi mi sono reso conto di aver omesso questa cosa, restano degli altri controlli da parte della Corte dei Conti, ma sono dei controlli solamente post opera. Cioè, insomma, il progetto viene chiuso e post opera vengono fatti i conti di quello che è stato quel progetto. Soprattutto per quanto riguarda un progetto difficoltoso come questo, chiudere non lo so, 6,6 milioni di alberi di piantumazione in qualche modo non ci dà la possibilità di ritornare indietro, quindi comunque un danno per la cittadinanza e che sicuramente dovrà ridare questi soldi, perché questi soldi che noi prendiamo dal PNRR sono una parte, la maggior parte sono dei soldi che noi dovremmo ritornare all'Unione Europea. Quindi un progetto concluso male, sicuramente prevederà delle sanzioni, ma noi non avremo al 100% quegli alberi sui quali potevamo contare. In questo caso 6,6 milioni, poi sono diventati 4,5. L'attacco è stato implicito perché il governo italiano è il governo in questo momento, il Next Generation EU, è quello che ha dedicato più soldi, scusate, il paese che ha ricevuto più soldi dal Next Generation EU è l'Italia. Questo vuol dire un'esposizione sui mercati finanziari mai vista fino a questo momento e quindi questo significa che l'Italia non può fallire in questo progetto. Questo, diciamo, è un punto di vista un po' più politico, un po' più complesso da rendere anche poi. Noi abbiamo dei tempi, in 20 minuti riuscire a mettere tutte queste cose non è semplicissimo, però ci tenevo a dirvelo questo aspetto della storia. L'Italia è la più esposta, come dicevo, ed essendo la più esposta, l'Italia non si può permettere di fallire. Questo lo vediamo anche da precise scelte politiche che sono state fatte, no? Adesso Fitto è passato in Europa come responsabile proprio dei progetti del PNRR. Prima lo era in Italia. Adesso Foti è diventato ministro che si occupa con la delega al PNRR, lo stesso Foti che è stato, diciamo, e che è il mandante di quella legge, di quel decreto legge che ha abolito il controllo concomitante della Corte dei Conti e che ha proposto la riforma della Corte dei Conti. Quindi questo attacco implicito in qualche modo non ha fatto altro che depotenziare quella che era nata come una idea che non avrebbe sicuramente risolto tutti i problemi, però era un punto necessario per invertire la rotta, soprattutto all'interno delle nostre città, perché il progetto parlava di piantumazioni in aree urbane ed extraurbane. Quindi se da una parte c'è questo attacco implicito, all'inizio dicevo purtroppo la situazione è peggiorata perché di settimana in settimana c'è anche un attacco esplicito a questi temi che condividiamo, a queste cose di cui magari parliamo anche insieme oggi. L'attacco esplicito è quello che Trump, dopo essere diventato presidente degli Stati Uniti, ma Trump, la stessa Europa mi viene da dire, con l'idea di investire
tutti quei soldi per il riarmo, che in realtà in qualche modo anche in quel caso ci sarà una compressione necessaria del diritto all'ambiente e, insomma saranno comunque dei soldi e dei fondi che verranno spostati da progetti ad altri progetti. Con Trump la situazione è decisamente peggiorata. Il cambiamento climatico non esiste e quindi facciamo i conti con una situazione ancora più difficile. Oggi facevo una riflessione che volevo condividere con voi e forse all'atere, diciamo, è parallela a questo discorso e a questo progetto che ho fatto, ma volevo sapere anche la vostra. Sicuramente magari dopo ne abbiamo modo di parlare. È sparita Greta Thunberg. Voi direte perché ci hai pensato? Perché seguivo comunque attivamente tutte le manifestazioni. Prima ne parlavo proprio col professore di Greta Thunberg e della difficoltà magari dei studenti di avvicinarsi a questi tipi di materie. E riflettevamo sul perché. Questo secondo me anche per dare valore al diritto al diritto dell'ambiente e valore a tutto quello che studiate. Perché è sparita Greta Thunberg? Greta Thunberg ha funzionato ed è stata in tutte le nostre case, su tutti quanti i giornali, quando faceva una battaglia che era prettamente ambientale. Cioè, Greta Thunberg, quando portava avanti delle idee e delle lotte che potevano essere inquadrate e messe, diciamo, a sistema come prettamente ambientali, è stata sopportata, condivisa e raccontata. Greta Thunberg è maturata, è diventata una persona adulta, come come è successo a me all'università, come succederà a voi, e Greta Thunberg ha collegato ai problemi del diritto all'ambiente, del diritto dell'ambiente, il sistema nel quale ci troviamo a vivere. Ha capito che i problemi del diritto all'ambiente sono spesso legati al capitalismo, sono spesso legati allo sfruttamento che necessariamente dobbiamo fare del pianeta sul quale viviamo per raggiungere degli obiettivi che in qualche modo ci sono stati imposti e quindi da quel momento Greta Thunberg è sparita. E questo ragionamento che ci tenevo a fare insieme a voi, prima cosa era una domanda vera, perché non è detto che sia giusta quella cosa che a me è venuta in mente, questa cosa che vi ho detto. Di contro, però, era anche per sostenere e per dire che quello che quotidianamente studiate ha un valore assoluto in termini di lotta che va molto al di là della forestazione e del semplice ambiente. Cioè, credo che sia uno dei pochi strumenti che può mettere in discussione la realtà che viviamo e il mondo che stiamo vivendo in questo momento. Altri aspetti che ci tengo magari a condividere con voi sono sicuramente gli sviluppi che ci sono stati dopo questo servizio. Gli sviluppi molto interessanti ci sono stati soprattutto su Genova. Avete visto, questi sono progetti urbani ed extraurbani. Urbani ed extraurbani era solo per dargli modo di piantarle tutte extraurbane e nessuna urbana, perché nelle città praticamente non c'è posto, quindi alla fine se ne sono andati tutti molto lontani dalle città. E la Corte dei Conti europea, però, che ha ancora quel tipo di controllo sui progetti, sicuramente molto più difficoltoso perché parte da Bruxelles e non è, diciamo, territorialmente vicina a queste realtà, ha individuato che a Genova hanno dichiarato 30 ettari di piantumazioni, in realtà ne sono stati piantati 21. Questo è un'altra dimostrazione di come un controllo come quello della Corte concomitante in qualche modo ci poteva aiutare ad essere molto più attenti, molto più ricettivi e molto più sul pezzo, diciamo così, su problematiche che invece adesso saranno totalmente appaltate e gestite dalla Corte dei Conti europea, perché questo strumento fondamentalmente è venuto meno. Nello studiare nel cercare di costruire questo servizio, la cosa che a me ha colpito molto è facendo delle ricerche, non tutte quante fonti aperte. Appunto, torniamo alla compressione del diritto all'ambiente. Tante volte sono stessi progetti del PNRR. Faccio un esempio pratico, abbastanza didascalico come cosa. Non so se qualcuno di voi conosce il Parco della Goccia a Milano.
Il Parco della Goccia a Milano sul Parco della Goccia a Milano c'è scritto il primo libro, credo, Paolo Cognetti, ha pubblicato con Minimum Fax. Il Parco della Goccia è una zona post-industriale che è stata abbandonata molti anni fa, parliamo di 70 anni fa, dove praticamente è rinata una vegetazione autoctona del posto prima che Milano diventasse Milano, quindi un vero e proprio bosco, 100% bosco. Parliamo di oltre 20 ettari di foresta. Questa foresta adesso sarà soggetta alla riqualificazione. La riqualificazione di questa zona vorrà dire il dimezzamento della foresta. Questo vorrà dire il dimezzamento della foresta perché una parte verrà adibita all'Università di Milano con fondi PNRR. Questo per dire che cosa, e poi magari chiudo, poi se vogliamo discutere anche su quella cosa che dicevo prima, mi farebbe molto piacere. Questo per dire che il diritto all'ambiente continuerà ad essere compresso finché non saremo in grado di strutturare un discorso tale da poter mettere in dubbio quelli che sono i focus che in questo momento non ci rendono possibile di capire, come diceva l'intervistato finale, che la necessità impellente che abbiamo è quella di depavimentare, non quella di continuare a cementificare, è quella di iniziare a piantare all'interno delle città alberi e arbusti che ci permettano di vivere all'interno delle nostre città una vita di una qualità maggiore, ma soprattutto ci mettano a riparo dal cambiamento atmosferico, da una situazione che progredendo in questa maniera metterà sempre di più a rischio i nostri centri abitativi, lo vediamo in continuazione, cioè le inondazioni, i nubifragi improvvisi. È anche per questo che le nostre zone, i nostri centri abitativi non riescono ad assorbire le grandi bombe d'acqua. Abbiamo delle zone sempre più pavimentate che non permettono all'acqua in qualche modo di essere assorbita e quindi metterci al riparo. Io spero di essere stato esaustivo, in realtà resto a disposizione per qualsiasi domanda da parte vostra, anche per quanto riguarda le cose un po' più pratiche, che poi sono quelle sempre che restano nascoste all'interno di questi lavori, ma sicuramente sono strumenti che utilizzate anche voi, non lo so, per andare a cercare magari o dei bandi o per andare a cercare delle informazioni all'interno di città metropolitana, no? Capire quali sono. Per esempio, un altro grande problema che abbiamo avuto anche noi è stato individuare gli alberi. Dove erano gli alberi? Cioè, non solo la Corte dei Conti che controlla, ma noi che dovevamo raccontare questa storia non sapevamo dove fossero gli alberi. Era praticamente impossibile. C'era scritto Genova, c'era scritto Torino, c'era scritto Campania, Napoli, c'erano tutte quante queste macrozone e in qualche modo non c'era possibile riuscire a individuare le zone precise dove fossero stati piantati questi alberi. In alcuni posti non c'erano e non ci sono ancora adesso, ancora non sono stati piantati. Mentre in altri posti gli strumenti che ho acquisito studiando scienze politiche e relazioni internazionali sono state fondamentali poi perché soprattutto per quanto riguarda tutto lo spettro amministrativo, riuscire a muoversi all'interno di quei siti internet che sono un vero e proprio ginepraio, però poi quando ne hai capito uno fondamentalmente capisci come funziona, ci hanno dato poi praticamente per chiuderla, ci hanno dato le indicazioni delle mappe catastali. Con le mappe catastali siamo andati su un sito, magari vi dovesse servire, ve lo dico, si chiama mappecatasto.it, che è un sito meraviglioso. Tu metti dentro mappecatasto.it le coordinate delle mappe catastali e lui ti riporta sulla particella catastale perfetta. Quindi poi attraverso quello, con le coordinate, uno si presenta là e dovrebbe trovare gli alberi. Insomma, grazie per l'attenzione. Grazie Roberto Persia per questa esposizione anche molto appassionata. Io come giurista da qualche tempo giurista costituzionalista, cerco di far capire che i valori, ancorché in ipotesi tutti costituzionalizzati, non stanno esattamente sullo stesso piano. E lo si comprende in particolare bene dopo la riforma della Costituzione del 2022 che ha reso evidente l'ambiente nella prima parte della Costituzione, l'articolo 9 e 41.
L'ambiente, secondo una prospettiva giuridica costituzionale, è un cosiddetto valore costituzionale assoluto supremo che non dovrebbe mai essere compresso. Se ci sono delle situazioni di latente conflitto tra il valore ambientale ed altri interessi, che comunque hanno una loro legittimazione costituzionale come l'interesse all'impresa, dovrebbero essere ridotti questi altri interessi e non l'interesse ambientale. Questo nella prospettiva, diciamo, giuridico-costituzionale, che del resto per mia fortuna condivido anche con altri giuristi, in sala l'avvocato Maurizio Fassanelli, che è sempre molto cordiale e generoso nel partecipare a queste iniziative, e mi pare che anche lui abbia una idea di interpretazione delle disposizioni costituzionali che è quella che io cerco di mettere in evidenza da qualche tempo. Poi tante altre cose, ma ora in realtà è il momento del collega professor Tommaso Anfodillo, e il compito di Tommaso, beh, non c'è un compito. Tommaso è persona preparatissima, colta e di grande sensibilità. Vorrei dire che Tommaso è una persona anche coraggiosa, perché insomma noi docenti abbiamo come diciamo fine, come scopo la scienza. Ognuno ha il suo metodo, la sua prospettiva scientifica, il suo fine scientifico. Quello mio evidentemente è a carattere giuridico, però c'è chi con più coraggio di altri mette in evidenza anche le discrasie, le discrepanze, le lacune. Ecco, i risultati scientifici darebbero già determinati indirizzi, e questi indirizzi sono poi poco praticati. Ecco, con me, vorrei dire, Tommaso è persona che in modo coraggioso mette in evidenza queste discrasie, questi aspetti critici. A te, Tommaso, la parola, grazie. Grazie, sei troppo generoso, in realtà non sono così coraggioso come dice. Comunque, buonasera a tutti intanto, il servizio è molto bello, ti faccio i complimenti perché è fatto molto bene e evidenzia tantissime criticità del settore forestale. Me ne sono un po' appuntate alcune, adesso spero di riuscire a riassumerle tutte. La prima cosa da dire un po' secondo me è che in senso generale questo grande progetto, il PNNR, che doveva essere veramente una boccata d'ossigeno, diciamo, anche per le zone interne, per le zone meno finanziate, ha messo in luce purtroppo una carenza organizzativa del settore pubblico mostruosa. E purtroppo è successo questo, che parlo per il settore forestale specificatamente. Negli ultimi 20 anni, diciamo 20-25 anni, il settore forestale è stato definanziato in modo grandissimo, quindi le competenze tecniche sono state perse, avete visto i vivai chiusi, l'organizzazione forestale è molto caotica, dopo vi dirò due parole su questo. Il fatto è che alla fine, diciamo, sono rimasti i tecnici forestali molto isolati, molto pochi, e a questi tecnici forestali sono arrivate queste opportunità, ma purtroppo il sistema era talmente povero di tecnici che non c'erano più le persone che facevano i progetti, sostanzialmente. Allora io già a sentire la terminologia che questi, tra virgolette, tecnici intervistati avevano, mi è venuta la pelle d'oca, perché ho capito chiaramente, come anche forse qualche studente forestale qui presente, che non usavano i termini corretti. Allora, un forestale che usa il termine essenza, si capisce benissimo che non è un forestale, perché l'essenza in italiano è un profumo, non c'entra niente. Bisogna dire specie. Chi dice essenza, forse sono, scusate, gli architetti, da cui poi è nata un po' sta cosa, ma non ha niente a che vedere con la specie. Un forestale, un tecnico serio, non avrebbe mai detto essenza, e questi hanno usato essenza 1000 volte.
La piantumazione, anche questa è una parola da vivaisti. Il forestale usa piantagione, che è un'altra cosa. Quindi già solo il fatto della terminologia molto approssimativa mi faceva capire che la qualità di questi tecnici probabilmente non è molto alta. Ed infatti, dai progetti che ho visto, anche qui mi è venuto un altro brivido sulla schiena, perché togliere la macchia mediterranea, che è una formazione, diciamo, adattatissima, e piantare quello che abbiamo visto nel comune di, non mi ricordo più dove, ecco, dove appunto il nostro sindaco parlava di essenze, quindi di profumi e non di alberi, mi è venuto il mal di stomaco, perché ovviamente mai come in questo caso diciamo, la progettazione tecnica è fallace, è incredibilmente sbagliata. Quindi ecco, non ho visto niente in città, assolutamente, è tutto fuori città, quindi anche qui abbiamo fallito una delle cose più importanti, che è effettivamente far ritornare più alberi nelle città. E questo quindi è un po' il primo commento. Poi volevo dire due cose sull'organizzazione forestale, perché molti probabilmente di voi non sanno, ma velocissimamente sapete che il Corpo Forestale dello Stato non c'è più. Per dettami della Costituzione, mi pare che sia così, c'è stata negli anni 70 il trasferimento delle competenze tecniche di gestione forestale alle regioni. Le regioni negli anni 80-85 hanno cominciato a costituire dei propri servizi regionali tecnici per la gestione delle foreste. La gestione delle foreste vuol dire anche gestione dei rimboschimenti, ma non solo, gestione ordinaria, quindi tutto il legno che vedete qui viene da gestione ordinaria della foresta, che non può essere fatta a caso, bisogna fare i piani di gestione, bisogna vedere quanto cresce il bosco, bisogna attuare la gestione forestale sostenibile e così via. Quindi questa gestione forestale veniva fatta prima dal Corpo Forestale dello Stato, poi è stata trasferita alle regioni. Le regioni cosa hanno fatto? Alcune regioni virtuose, tra virgolette, come il Veneto, hanno acquisito personale nuovo. Nell'idea del legislatore sarebbe stato: abbiamo già i tecnici del Corpo Forestale dello Stato, trasferiamoli alle regioni. Nessuna regione ha fatto così, nessuna. Tutti hanno lasciato quelli del Corpo Forestale dello Stato dove erano e tutti hanno acquisito nuovo personale, tra cui anche me, perché anche io, appena laureato, ho fatto il concorso e sono andato a lavorare come tecnico, istruttore direttivo, miglioramento boschivo a Verona e ho fatto un anno lì. E quindi ero anch'io un regionale come questi. Altre regioni, non come il Veneto, è stato molto attivo, negli anni 90 aveva un servizio forestale attivissimo, il migliore in assoluto in Italia, negli anni 90. Altre regioni, come regioni del centro ad esempio, hanno fatto delle convenzioni per restituire di nuovo le funzioni tecniche al Corpo Forestale dello Stato. E quindi in questo modo, diciamo, non facendosi trasferire le funzioni, ma riconsegnandole di nuovo allo Stato. Quindi c'è stata una gran confusione. Alcune hanno tenuto, alcune hanno ridato, alcune hanno fatto qualcosa di mezzo e così via. Dopo sono arrivati gli anni 90, 2000, 2010 e lì c'è stato il disastro. Per la Regione Veneto, parlo adesso della Regione Veneto che conosco bene, è stato il disastro perché purtroppo il servizio forestale è stato disarticolato completamente e lo stress test più grave è stato Vaia. Vi ricordate Vaia nel 2018, il colpo di vento grande? Bene, Vaia ha messo in luce, prima del PNR, lo scardinamento del servizio forestale regionale Veneto, che dopo 3 giorni non era ancora in grado di dire quanti erano stati i danni, mentre in Trentino, provincia di Bolzano, avevano già la mappa precisissima di quali erano stati i danni. Perché non sapevamo nulla? Perché non c'era nessuno che andava a controllare. Pensate che il Dipartimento Foreste è stato per anni sotto l'assessorato grandi eventi.
non c'entra niente, o turismo. Quindi non capisco perché, questo non mi sono mai spiegato perché, però il Servizio Forestale Regionale del Veneto adesso è in grande crisi. Sembra che dopo Vaia, la sberla, abbiano capito che forse conviene avere un servizio forestale che funziona e quindi pare che abbiano un attimo riallineato e cercato di rimediare. Ma diciamo, fino a Vaia c'era una condizione veramente pessima. Quindi come si può pretendere che un sistema così disarticolato dal punto di vista tecnico possa gestire così tanti soldi del PNRR? No, non si può fare. Infatti, il risultato sono questi assurdi progetti. Bene, questo è il punto tecnico. Quindi prima dobbiamo sostenere il servizio pubblico, l'amministrazione pubblica, con tecnici di qualità e dopodiché potremmo anche gestire il PNR, però ormai è andata così. Sul sistema vivaistico, allora dovete sapere una cosa, cioè non dovete sapere, dobbiamo riflettere su una cosa, che le foreste in Italia sono molto aumentate dagli anni 50 ad adesso, la superficie forestale è raddoppiata. Negli anni 50 avevamo circa 6 milioni di ettari di foresta, adesso ne abbiamo quasi 12 milioni, 11 milioni e mezzo, che sono circa più di un terzo del nostro patrimonio, della nostra superficie, del nostro paese, sono foreste. Quindi c'è stato un aumento grandissimo di superficie forestale, che è dovuta al fatto che le aree agricole di alta montagna o di media montagna o di collina sono state abbandonate. Quindi tutti i pascoli di montagna, tutte le zone agricole di montagna, che sono oltre il 30% della superficie, poi c'è il 40% di collina, no? Quindi il nostro paese è montagna e collina sostanzialmente, sono state tutte abbandonate e la vegetazione spontaneamente si è ripreso quello che le era stato tolto negli anni 900, tra le guerre e così via. Quindi c'è un fenomeno di spopolamento delle aree interne che ha portato a un aumento di superficie forestale. Per quello sono stati anche abbandonati i vivai. C'erano i vivai, c'erano i boschi da seme, dopo adesso devo fare anche un commento su questo, perché i vivai, attenzione, sono stati abbandonati perché la superficie forestale ormai era quasi al massimo delle possibilità che erano concesse per il nostro paese. Abbiamo, direi, tante foreste. Quando andiamo all'estero, andiamo dai tedeschi, andiamo dagli svedesi, diciamo, ma l'Italia ma abbiamo 35% di foreste, ci guardano e dicono, ma siete matti? Ma non è vero? Sì che è vero, perché loro pensano all'Italia come, diciamo, che sia tutta la Sicilia con 4 alberi messi in croce. No, abbiamo delle foreste bellissime, anche al sud. In Appennino ci sono delle faggete meravigliose che niente hanno a vedere con le faggete tedesche, per dire. Molto, molto, molto più belle, per dirne una. Quindi per quello abbiamo abbandonato i vivai, perché la superficie forestale, il rimboschimento era una tecnica che non veniva più usata perché già spontaneamente la foresta si era ripresa tantissima di superficie e quindi giustamente, diciamo, nessuno di noi come tecnico forestale prevedeva rimboschimento perché non c'erano superfici da rimboschire. Capite? Cioè, eravamo arrivati al limite del contatto con l'agricoltura adesso. O toglievamo terreni agricoli, ma questo non era possibile, oppure non c'era superficie a disposizione. E quindi la necessità anche del rimboschimento è venuta molto meno. Quando è che è riemersa? Con Vaia. Con Vaia, tutti ci siamo accorti che non avevamo più vivai. Perché? Perché appunto non c'era nessuno che chiedeva piantine, perché nessun tecnico forestale che faceva progetti di rimboschimento. Con Vaia è successo il patatrac, perché non ci sono Vaia 40.000 ettari, 14 milioni di piante, non 3 milioni di piante qua, cioè fenomeno grande, un fenomeno mai visto al sud delle Alpi prima, dovuto ovviamente anche ai cambiamenti climatici. Con Vaia
Problema, vivai, non ce ne sono, non abbiamo piantine, cosa facciamo? Disastro. Allora si è riattivato un po' il sistema. Ma prima di riattivare un sistema di vivaistica ci vogliono come minimo dai 10 ai 15 anni. Perché non è che tu puoi prendere il seme così a caso, prenderlo qui, prenderlo in Germania, no, il seme va raccolto dalle piante locali, perché non posso piantare in Appennino un seme che viene dalla Germania, di faggio, perché inquino geneticamente il sistema. Quindi per fare una piantagione non è che posso piantare a caso, quindi devo raccogliere il seme locale, che non è facile, poi devo avere localmente il sistema per l'allevamento e poi anche devo avere il successo della piantagione. Quindi la cosa non è semplicissima, sembra facile, ma non lo è assolutamente. E soprattutto ci vuole una grandissima pianificazione, cosa che non c'è. Poi sulla grandezza delle piantine, ho un po' di commenti vari così, intanto butto là. Allora, qui sarei un po' cauto, cioè la tecnica dice che se pianti una pianta grande, tra virgolette, si impianta. Cioè, piantare le piante piccole è meglio, perché la natura mica pianta le piante grandi, pianta i semi, butta i semi per terra. Quindi, se voglio fare un'operazione molto simile a quello che fa la natura, devo usare i semi, non le piantine. Le piantine sono un qualcosa che serve per, vabbè, non dico, spendere un po' di soldi, ma in realtà tutti i tecnici forestali con la grande idea, tutti hanno proposto sempre la semina. Lucio Susme, grande ecologo forestale, fondatore del Centro Studi per le Ambiente Alpine, che adesso ho l'onore di dirigere, lui era favorevolissimo alla semina. Perché? Perché costa poco e si fa come fa la natura e non c'è niente di meglio. La piantagione è una cosa artificiale che nella grandissima parte dei casi non funziona, perché piantare un bosco ex novo è difficilissimo. È difficilissimo. Infatti molto meglio sarebbe, diciamo, riprendere i boschi degradati, dove già ci sono delle piante che fanno un po' di protezione, ma quel sistema lì, con piantare sul nudo, diciamo, cioè io sono sicuro che il 99% di quelle, il prossimo anno, se tu vai, sono tutte morte, assicuro, sicuro. Quindi facciamo la verifica, ma sarà così. Quindi il risultato 0. Poi, una cosa importante, concludo un attimo con i commenti al video, se posso ancora 2 minuti. Allora, forse, vabbè, voi non avete magari l'occhio, ma noi ce l'abbiamo, cioè, assurdo i posti che sono stati scelti, perché c'era tutta vegetazione arborea intorno, ad esempio a Genova, quella specie di pietraia, quel pino, adesso è un pino mediterraneo, ma quello lì, fare la piantagione lì, è una cosa assurda, perché spontaneamente quei semi cadono e lo fanno da solo la piantagione, non c'è bisogno di fare assolutamente niente, quelli sono soldi proprio buttati via. Il tecnico che ha fatto quel progetto lì vorrei vederlo, perché ma cosa ti è venuto in mente di spendere soldi? D'accordo? Quindi ci sono proprio veramente ammessi male. Ogni tanto saltavo sulla sedia quando vedevo certe immagini, perché ho detto, aiuto, la mia categoria fa una brutta figura qua, perché bene o male sono colleghi, penso, non so, quelli che usano piantumazione forse non sono colleghi, ma qualcuno sarà collega. Poi c'è un'altra cosa, gli alberi, cioè in città. Allora qui invece il discorso cambia, perché è veramente importante avere degli alberi in città, veramente importante. Allora, non è vero che non si può trovare del posto, e qui sì, sono un po' coraggioso. Si può trovare il posto, ci sono dei bellissimi esempi in altre città, trafficate tanto quanto Padova, parlo di Parigi, che non è la cittadina isolata dove non ci sono macchine,
Loro hanno avuto il coraggio in tanti viali di tagliare a metà le 4 corsie, farne 2 e le altre 2 far viale alberato. Allora, si può, se si vuole. E lì serve. E lì serve. Allora, queste sono le iniziative da finanziare con il PNRR. Non sono il rimboschimento sul ghiaione colpino che tanto fa da solo, ma è la forza di convincere la comunità che bisogna cambiare la direzione. E la direzione deve essere quella di una maggiore presenza di alberi nelle città. Quindi si può fare, cioè non c'è posto nelle città, si deve trovare, perché se no non fai pianificatore, fai niente. Ma vuoi fare pianificazione territoriale, devi trovare il posto. Una bella seminario proprio di una collega, architetto, diceva il nostro ruolo adesso è trovare il posto dove nessuno lo vede e noi dobbiamo trovarlo. Allora sì, facciamo un'azione di innovazione, perché se no è semplice, no? Dobbiamo sforzarci di trovare del posto in più rispetto a quello che normalmente si vede. E c'è la possibilità. E poi dobbiamo stare anche attenti sul ruolo delle piante, degli alberi, perché gli alberi fanno tante cose. No, io dico sempre, faccio la scenetta, dove c'è l'albero, la foresta e ci sono gli umani che parlano tra loro. E dice, allora l'albero dice all'uomo, no? Dice, caro uomo, mi hai chiesto di darti il legno e te l'ho dato. Mi hai chiesto di conservarti la biodiversità e ti conservo la biodiversità. Mi hai chiesto di difenderti dalle valanghe e ti ho difeso dalle valanghe. Mi hai chiesto di difenderti dalle alluvioni e ti ho difeso dalle alluvioni. Difenderti dalle frane e ti ho difeso dalle frane. Adesso mi chiedi anche di assorbire la CO2, ma fa qualcosa anche tu, porca miseria. Cioè, non possiamo chiedere agli alberi tutto, di fare tutto. Gli alberi fanno qualcosa, ad esempio sull'assorbimento del CO2, gli alberi fanno pochissimo. Un albero assorbe 2 etti di anidride carbonica al giorno. Quante ne emettiamo noi al giorno? Quante ne mettete voi al giorno di anidride carbonica? Lo sapete? 20 kg. Ogni abitante italiano, come quelli dell'Unione Europea, emette 20 kg di anidride carbonica al giorno. Ma se un albero grande, non un albero piccolino come quelli che abbiamo visto, un albero piccolino come quelli assorbe mezzo grammo di anidride carbonica al giorno, assorbe 200 grammi, cosa volete che faccia? Un albero, cioè, capite? Quindi l'effetto è ridotto. Sul clima un po' meglio, abbassa parecchio la temperatura, però bisogna che ci siano tanti alberi e che abbiano anche acqua, perché quando ci sono carenze idriche forti, il calore latente di evaporazione, quindi la capacità di far evaporare l'acqua diminuisce parecchio. Quindi non puntiamo tutto, cioè il messaggio è gli alberi servono, sono utili, ma non ci risolvono il problema, perché sennò cadremmo in un percorso perverso, per cui pianto l'albero, così assorbi la CO2 e vado a fare la spesa col SUV. Ma no, è proprio quello che non devi fare, perché tanto mi assorbe l'anidride carbonica. È sbagliatissimo, cioè si inducono comportamenti perversi, contando tutto sugli alberi. Quindi gli alberi ci aiutano, ma non fanno tutto. Dobbiamo fare anche qualcosa anche noi. Quindi dobbiamo cambiare i nostri comportamenti. Ad esempio, in questa sala ci sono troppe luci accese. Assolutamente troppe luci accese. Potremmo spegnerne la metà e staremmo benissimo lo stesso. Io quando ci sono le sedute di laurea faccio spegnere sempre tutte le luci. E tutti dicono, ma non ci vediamo più niente. Dopo un po' l'occhio si abitua, si vede tutto benissimo. Abbiamo risparmiato, se tutti facessero così risparmieremmo non so quanti. Una centrale probabilmente in Italia. D'accordo? Quindi anche qui non siamo bravi. Quindi abbiamo tanti spazi di miglioramento. Cambiamo le abitudini.
Questo è importante. Bene. Mi pare di aver detto tutto quello che volevo dire su questo. Naturalmente, complimenti ancora per il servizio, perché mette in luce, appunto, sostanzialmente, questo è il messaggio fondamentale, la criticità organizzativa pubblica, perché le foreste sono un bene pubblico. Questo è anche molto bello del nostro lavoro, e quello dico ai nostri studenti forestali che sono bravi, che si sono impegnati, che gestiamo un bene che è di utilità a tutti, per il bene comune. Questa è l'essenza del nostro lavoro, è qui. Dobbiamo gestire un bene che dà servizi, che dà benefici all'umanità. E quindi è proprio veramente un insieme, un ecosistema che deve essere conservato dal pubblico, perché solo il pubblico può garantire la funzionalità di un qualcosa che fa bene a tutti, che è di beneficio a tutti. E quindi purtroppo abbiamo subito l'impatto del definanziamento di tutto il settore pubblico, e questo ci ha portato sicuramente una grandissima difficoltà operativa nel gestire questi progetti, e una volta che i progetti sono stati finanziati bisognava in qualche modo portarli avanti, e il risultato è stato questo qui. E grazie per la vostra attenzione. Io se posso? Se mi permettete, volevo rispondere ad una cosa che aveva detto, diciamo, quando diceva che lo spazio in città c'è, dobbiamo trovarlo in qualche modo. Mi ha fatto venire in mente che diciamo, il fallimento dichiarato un po' di questo tipo di progetto e la contraddizione era già nella stesura del bando stesso, perché il bando prevedeva che potevano accedere solamente città metropolitane che avessero una superficie, non dove poter piantumare, qual è il termine? Piantare, ok, dove poter piantare almeno 1000 piante su 1 ettaro a disposizione. Quindi la contraddizione iniziale ha tagliato fuori subito le città più inquinate e le città più cementificate. Bologna e Milano, che sono le più cementificate, sono quelle che non hanno potuto accedere a nessun finanziamento da parte di questo bando. Quindi già inizialmente si sono praticamente tagliati le gambe da soli, perché quell'ettaro a disposizione in quelle 2 città, ad esempio, non c'era. Poi le altre 21 l'hanno fatti diventare 30, però vabbè, quello è un altro discorso. Per quanto riguarda invece i vivagli forestali, in realtà ci sono molte foreste, ma non c'è nessun tipo di cioè, non c'è nessun tipo di programma, perché la foresta avrebbe bisogno anche di un taglio. Mi dica in qualche modo se sbaglio. Ma per quanto riguarda i vivagli forestali pubblici, in realtà è stata lasciata in mano la gestione e anche la varietà poi delle piante che avremmo potuto avere a disposizione in caso di necessità ai vivagli privati. E sappiamo che i vivagli privati non ne fanno una questione di varietà, no, i vivagli privati ne fanno una questione economica. Quindi a seconda della richiesta aumenta la fornitura di quello specifico seme rispetto a un altro che poi avremo sempre più difficoltà a trovare. Quindi in questo momento i vivagli pubblici ci sarebbero potuti servire anche per questo, per poter avere una varietà maggiore sicuramente di piante. Certo, giustissimo. No, il fatto è che dobbiamo ripensare effettivamente, dopo Vaia è stato un po' uno spartiacque, cioè c'è stata la gestione forestale nel Triveneto prima di Vaia e dopo Vaia. Dopo Vaia cosa ha fatto emergere? Ha fatto emergere, per chi non se ne fosse già accorto prima, io me ne ero accorto prima, devo dire la verità, che i cambiamenti climatici sono ormai un'emergenza grande anche per le foreste. Cioè, non so se voi sentite un po', forse queste notizie magari sfuggono, ma voglio dire, 3-4 anni fa la Slovenia ha perso metà del proprio patrimonio forestale per una galaverna mostruosa, cioè una gelata invernale incredibile, dove si sono spezzati praticamente metà della superficie forestale. Mai successo prima.
In Canada l'anno scorso sono bruciati 10 volte, mi pare, la superficie media delle foreste, degli incendi pazzeschi. In Siberia, 3-4 anni fa, in 2 mesi bruciati 7 milioni di ettari, quasi come la superficie forestale italiana. Eventi sempre più gravi, sempre più disastrosi. In Quebec, anche nel centro Europa, anche in Spagna, mortalità diffusa di alberi che muoiono per migliaia di ettari. Non sto parlando dei 30 ettari in boschimento, sto parlando migliaia di ettari, decine di migliaia di ettari completamente seccati. Perché? Perché il clima, il bostrico, avete sentito dopo Vaia, ha fatto danni il doppio di Vaia, scusate, ha raddoppiato i danni, quindi altrettanti danni sono venuti dal bostrico, che è un insettino che attacca l'abete rosso, ma attacca l'abete rosso quando l'abete rosso è debole, quando è stressato. Quindi adesso, con il caldo che fa, l'abete rosso che è stato portato anche molto a sud, molto giù di quota, tantissimi boschi di abete rosso sono fuori zona completamente. E quindi i cambiamenti climatici sono ormai devono essere tenuti in conto nella pianificazione forestale che c'è, perché la pianificazione forestale in Italia c'è e anche funziona bene. Quindi Vaia ci ha reso, diciamo, ormai consapevoli che i cambiamenti climatici sono una realtà molto importante che deve essere tenuta conto nella gestione. Quindi ci saranno nel futuro eventi simili a Vaia, per cui il vivaio diventa di nuovo importante. E quindi bisogna, e adesso tanti effettivamente province e regioni si stanno riorganizzando per ricreare di nuovo quel grande settore della vivaistica, proprio non per piantare, diciamo, nuove superfici, ma per essere pronti quando ci saranno degli eventi di disturbo molto grandi dovuti ai cambiamenti climatici che arriveranno sicuramente nei prossimi anni, di essere pronti per il ripristino delle foreste post disturbo, post evento. Quindi questo è un po' adesso l'idea. Ci si sta riorganizzando non tanto per aumentare la superficie forestale, ma per rispondere agli eventuali eventi causati da cambiamenti climatici che sono sempre più gravi e sempre più frequenti anche, purtroppo. Ecco, grazie Tommaso e grazie Roberto che ha interloquito. Molto interessante anche l'esposizione di Tommaso, non solo nel merito della sua materia e delle sue competenze, ma vorrei dire anche in senso giuridico-istituzionale. Ecco, e mi permetterei di aggiungere quindi qualche cosa, qualche elemento sotto il profilo giuridico-istituzionale, con l'aiuto di qualche diapositiva. Allora, innanzitutto competenze in materia di boschi, foreste, meglio che sia lo Stato o meglio che siano le regioni. Già rammentavano i relatori poc'anzi che le competenze sono delle regioni, di tutte le regioni, fin dai primi anni 70. Per le regioni speciali anche prima degli anni 70, le regioni ordinarie iniziano la loro vita istituzionale nel 1970 e ci sono decreti legislativi di trasferimento, come vedete 72 e 77, che attribuiscono i poteri in materia di agricoltura e foreste alle regioni. È corretto questo? Vorrei dire di sì. Sotto il profilo costituzionale non dobbiamo dimenticare che l'articolo 5 della Costituzione riconosce e promuove le autonomie regionali e locali, quindi c'è un credito verso le autonomie regionali, c'è una prospettiva volta a incrementare i poteri degli enti locali in quanto più vicini alla comunità e più quindi controllabili politicamente dalla comunità.
Non ne parliamo poi con l'entrata in vigore dell'articolo 118 riformato nel 2001 che ci parla di competenze amministrative in qualsiasi materia da attribuire in primo luogo ai comuni, eventualmente alle province e poi alle regioni, da ultimo lo Stato, secondo una prospettiva della sussidiarietà che va dal basso verso l'alto e si arriva all'amministrazione statale se l'amministrazione locale non è sufficiente o non è adeguata. Quindi la prospettiva, diciamo, della regionalizzazione è una prospettiva anche corretta dal punto di vista costituzionale. Poi Roberto ci ha messo in evidenza delle situazioni veramente allarmanti, in particolare quella dell'Abruzzo. L'Abruzzo che aveva un determinato numero di vivai e che ora ne ha meno, prima 5 fino al 2016 se non erro, ora sono rimasti soltanto 2 vivai. Ecco, allora qui che cosa vorrei aggiungere? Ecco qui un'altra raffigurazione, in particolare rammento del servizio l'abbandono del vivaio di Santa Filomena a Chieti, vivaio abbandonato e quindi possiamo parlare di gestione regionale fallimentare. Allora, giusto perché nel servizio si parla molto anche di Corte dei Conti, rammento che la Corte dei Conti c'è da sempre, da sempre insomma, dall'esperienza repubblicana, mette in evidenza la presenza istituzionale della Corte dei Conti da subito con l'articolo 100 la Corte dei Conti esercita il controllo preventivo di legittimità e anche quello successivo sulla gestione del bilancio dello Stato, partecipa al controllo sulla gestione finanziaria degli enti, eccetera, eccetera. Allora, la Corte dei Conti c'è e a un certo punto interviene Augusto De Santis del forum H2O, mi pare Abruzzo, e dice attenzione, non c'è soltanto la disciplina del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza da monitorare, ci sono varie altre discipline da monitorare, anche molto più datate e poi ora quella recente del regolamento dell'Unione Europea sulla rinaturalizzazione dei suoli, entrato in vigore lo scorso anno 2024. E allora consentitemi di essere anch'io un pochino controcorrente, ecco, e di mettere in evidenza con una domanda un aspetto che a me pare critico. Quanto è efficace, è stato efficace il sistema di controlli pubblici basato sulla Corte dei Conti in Italia? Perché insomma, in questo caso evidentemente viene, come dire, tolta una competenza e quindi il controllo in concomitanza giusto per fare prima e per non avere l'affanno del giudice, il fiato del giudice al collo. Però mi spiace dover raggiungere, visto che si parla appunto in generale di organo di controllo e anche organo giurisdizionale contabile, che per quella che è l'esperienza repubblicana complessiva, io non mi sento di dire che l'operato di questa magistratura sia un operato davvero soddisfacente. Qualcosa da modificare c'è. Probabilmente non c'è da modificare in modo da rendere ancora più modesta la competenza e la capacità di agire di questa magistratura, ma qualche cosa da modificare c'è al fine di rendere più efficace il controllo, cioè non è ammissibile che la faccia franca la Regione Abruzzo, che ha i controlli anche della Corte dei Conti, abbandonando addirittura un vivaio forestale e altri vivai. Ancora, le istituzioni, a un certo punto, verso la fine del servizio, sentiamo dire da Sergio Costa, vicepresidente della Camera dei Deputati, ho la netta percezione che la sensibilità ambientale abbia lasciato il posto a una sensibilità squisitamente e schiettamente solo economica, così dice. Ma se ne accorge ora?
Cioè, pensa che questo sia un effetto recente? Cioè, Le mani sulla città del regista Rosi, sulla città sua, cioè Napoli, è un film del 1963 che mette in evidenza, diciamo, una situazione grave di corruttela, una situazione cinica di utilizzo cinico del territorio. E ancora non posso non dimenticare che l'attuale vicepresidente è stato ministro dell'ambiente per un periodo non così breve, dal 1 giugno 18 al 13 febbraio del 21. Anni difficili, mi direte, perché sono stati gli anni del Covid, però ecco, per quelle che sono le politiche di quegli anni e in particolare della forza politica a cui appartiene l'attuale vicepresidente, devo dire che con un po' di leggerezza a volte si operano determinati risultati politici o determinati indirizzi politici, perché la prospettiva, diciamo, politica di governo dei 5 Stelle verrà rammentata per il bonus edilizio, ecco, che ha creato anche quello, insomma, un po' demagogico, una situazione di corruttela, una situazione di pesantezza piuttosto grave e però che io rammenti non abbiamo avuto un'azione dei governi 5 Stelle così forte in favore dell'ambiente. Costa è bravissimo, Costa viene anche da un'esperienza, da una competenza specifica, però evidentemente ha inciso anche poco, perché in effetti non mi pare di poter ricordare di quel periodo un'azione particolarmente efficace in favore dell'ambiente. Abbiamo ora questa disciplina europea, il regolamento europeo per il ripristino della natura. Vorrei osservare in particolare l'articolo 8, secondo cui entro il 31 dicembre 2030 gli Stati membri provvedono affinché non si registri alcuna perdita netta della superficie nazionale totale degli spazi verdi urbani, né di copertura della volta arborea urbana nelle zone di ecosistemi urbani. Vediamo come andranno le cose, vediamo se questa disciplina europea resterà così com'è o se verrà modificata, come è stata modificata la disciplina relativa alla produzione delle automobili. Ecco, d'altra parte lo metteva bene in evidenza Roberto, insomma c'è stato, come dire, una torsione mica da poco dell'Unione Europea da politiche della scorsa legislatura volte a privilegiare l'indirizzo ambientale, il fine ambientale, a politiche che ora sembrano tutt'altre, appunto, verso una sorta di armamento europeo. E ancora, restando ai dati istituzionali, mi ha sorpreso un po', appunto, ma è stato detto anche da Tommaso, dallo stesso Roberto, mi ha sorpreso un po' la dichiarazione, l'ha messo bene in evidenza Tommaso questo aspetto, del vice sindaco di Torino, della città metropolitana di Torino, Jacopo Suppo. Progetti del piano nazionale ripresa e resilienza di rimboschimento e verde pubblico urbano non ne abbiamo. Cioè, candidamente non ne abbiamo nella nostra città di Torino, li abbiamo fuori, dove abbiamo capito già c'è il verde, come abbiamo visto a Genova. Ecco, però ho ritrovato delle notizie molto recenti che riguardano la zona, diciamo, di Torino, la zona urbana, con la costruzione di nuovi edifici. Questa immagine che vedete è molto molto recente, probabilmente di quest'anno. Vivere nella Torino del futuro, ecco, significa costruire ancora. Forse qui potevano trovare forse lo spazio. E la cosa più clamorosa, e qui convengo davvero in pieno con Tommaso, è quella che noi apprendiamo all'inizio. Roberto indica al sindaco di
al sindaco di Castroreale di Messina, dice ci sono degli escavatori davanti, dei spugliatori dietro che stanno proseguendo i lavori e il sindaco, anche qui del tutto candidamente, dice sì, era una zona in cui esisteva la macchia mediterranea e con i soldi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza è stata distrutta la macchia mediterranea per far posto alle, tra virgolette, virgolettato, essenze arboree. Allora, di conseguenza, Roberto dice, insomma, disboscata un'area pari a 75 campi da calcio di una macchia mediterranea per far posto a piantine che faranno fatica a crescere. Ci vorranno molti anni perché l'area torni rigogliosa e verde come prima. Probabilmente non lo diventerà proprio seguendo l'insegnamento di Tommaso e non è detto che le piante riescano appunto a sopravvivere. Quindi veramente vedete, insomma, l'immagine che ho messo qui, non lo so se per sorridere o per piangere, cade la mandibola, mi cade la mandibola di fronte a questo, come metto in evidenza. Cioè, è una situazione talmente pesante, cioè qui sarebbe secondo me da sanzione penale, altro che da finanziamento PNRR. Questa è una cosa, a mio modo di vedere, che è agghiacciante, è che non abbiamo, Maurizio in sala, una norma che ci consenta penale, che ci consenta immediatamente di intervenire. Però a me pare veramente paradossale questa cosa. Ecco. E qui appunto mi fermerei con le ulteriori osservazioni in chiave appunto giuridico-istituzionale. Qualche osservazione dalla sala? Comprendo che facciamo sempre un'ora piuttosto tarda, però mi pare che queste occasioni siano importanti proprio per capire. Mi pare che veramente facciamo dei passi in avanti e grazie a voi e grazie appunto a questa collaborazione che abbiamo intrapreso con la trasmissione Report. Bene, Maurizio, proprio sì, prego. Se vuoi anche venire al microfono. Eh, Ma è la storia adesso non la conosco perfettamente. Insomma. Sì, 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 no, ma ce ne sono tante. Quella è una riserva dello Stato. Purtroppo adesso devo dire, abbiamo fatto delle indagini noi molto precise sulla struttura di quella foresta e purtroppo è stata un po' mal gestita ultimamente e quindi ha avuto qualche danno vaia e bostrico un pochino di più di quello che avrebbe, diciamo, se ci fosse stata una gestione un po' più oculata. Però, cosa dire, diciamo, nella grandissima parte dei casi le foreste alpine sono pubbliche, cioè sono di proprietà dei comuni oppure sono proprietà delle regole, quindi delle associazioni, diciamo, private, ma con finalità pubblica. Che anche quello è una cosa interessantissima dal punto di vista giuridico, mi insegnate voi, di gestione collettiva, no? Estremamente avanzata nel dire dobbiamo metterci tutti insieme proprio per rispondere a quello che dicevamo prima, no? Cioè agli eventi catastrofici che la piccola proprietà non può sostenere, la può sostenere invece la proprietà grande, perché se siamo in tanti ovviamente siamo meno suscettibili ad eventi di disturbo e quindi quello è anche interessante. Comunque non so se di Somadida non so perfettamente l'origine, cioè sicuramente è una foresta che ha subito, come tutte sulle Alpi, perché dobbiamo tenere conto anche questo. L'uomo ha avuto un ruolo enorme sulle foreste in Italia
le ha tagliate, le ha bruciate, ha fatto disastri, cioè non c'è praticamente più nessuno. Noi adesso stiamo facendo un lavoro collegato a un'iniziativa nazionale sui boschi vetusti, cioè stiamo cercando delle aree di boschi, tra virgolette, un po' primigeni, cioè non ce ne sono più. In Italia praticamente non ce ne sono più. Abbiamo dei lembi dove forse qualcosina di simile, ma le masse, il disturbo è stato incredibile. Quindi anche a Somadida hanno tagliato e ritagliato ancora. Adesso se da 70 anni, 80 anni c'è la riserva, effettivamente la foresta si è un po' ripresa. Però, ecco, teniamo sempre presente del grandissimo impatto che l'uomo ha avuto, non solo in Italia, negli Appennini, ma in tutta Europa, in tutto il mondo. L'uomo la foresta l'ha sempre usata tantissimo e purtroppo in Europa con grande densità di popolazione è ancora peggio, sulle Alpi, in Svizzera, in Austria, naturalmente come da noi, insomma. Questo bisogna sempre tenerlo presente, che abbiamo davanti un ecosistema estremamente modificato, pur se quello più naturale che abbiamo, ma pur sempre molto molto modificato. Sì. Brava, è una bellissima domanda e anche una questione che noi forestali abbiamo discusso tanto in convegni, eccetera. E molti stanno, allora, diciamo, non si è potuto intervenire su tutte le superfici perché erano talmente grandi che non si... Quindi alcune si è deciso di abbandonarle all'evoluzione naturale. Molte di queste. Quelle che vengono abbandonate a evoluzione naturale, nella grandissima parte dei casi, ritorna l'abete rosso perché le piante che sono rimaste intorno forniscono il seme. E quindi ritorna l'abete rosso, anche se comunque entra magari il faggio, l'abete bianco, entra spontaneamente qualche altra specie. Nelle superfici invece che sono state rimboschite, con le poche piantine che avevamo, le abbiamo usate, un po' ne avevamo, le abbiamo usate, si è preferito cambiare un po' la composizione e andare verso boschi misti, dove magari l'abete rosso ha sempre una certa quota, però si ritorna magari faggio, abete bianco, abete rosso, quindi un bosco un po' misto che garantisce una maggiore resistenza. Comunque sempre aumentare la biodiversità è sempre una buona regola. Anche in ambiente urbano, mai piantare sempre la stessa specie, è meglio piantare specie diverse perché così si aumenta la resistenza ai disturbi, alle malattie, eccetera. Però sì, si è cercato di non ripetere, anche in altopiano di Asiago ad esempio, no? È il caso emblematico di boschi di abete rosso puri, non sono stati ripiantati tutti gli abeti rossi, ma si è cercato invece di dare un po' di mescolanza, che era quella originaria effettivamente, perché questi boschi puri così vengono da una gestione, diciamo, austriaca, nordica, molto più agronomica della foresta, mentre la scuola anche di Padova, della gestione forestale di Padova, è sempre stata più naturalistica, più verso imitare la natura, ecco, quindi e adesso si sta ritornando verso questa idea, anche grazie alle iniziative dell'Unione Europea, perché anche lì c'è questo grande disegno del ripristino della natura, che è un documento fondamentale, che ci spinge a ritornare a condizioni, anche in agricoltura, dove c'è un problema enorme di monocoltura, enorme, gigantesco. Bene, allora pare bene così. Grazie davvero a Tommaso Anfodillo, grazie davvero a Roberto Persia, grazie a voi anche Grazie a te. per questo momento, questo pomeriggio. Mi fa veramente piacere continuare con questo tipo di iniziativa
spero davvero che sia soddisfacente e utile, e spero che potremo continuare anche questo rapporto collaborativo con la trasmissione Report Rai, che è particolarmente interessante. A presto.